Estate 1982. Estate, afa, i cicaloni e il campeggio in pineta tutti insieme nelle piazzole, specie di quelli che con l'antenna si erano portati pure il televisore. Qualcuno di quelle tv era pure a colori, ci rimane in testa a tutti, chi ci stava almeno, che era l'anno dei mondiali e ci starà pure chi canterà che Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Però non ci stava solo il calcio. La piscina era sempre piena da quando apriva Anzina al tramonto, ogni tanto ci stava il cinema e in capo a tutta la discoteca. Tutto assomigliava al paese delle vacanze, solo che invece delle case ci stavano tende e roulotte. I viali erano strati di terra sotto a strati di aghi de pino, un misto impolverato che sento pure mo nel naso, ammischiato al profumo delle braciate quasi pronte per cena, che bruciavano legna impastata di resina de pino. Ti verrebbe da pensare a un campo rom o al villaggio degli indiani, ma la verità è che per 3 mesi quella era casa nostra. Sortiti dalla piscina, una doccia sverti sverti, a cena e poi a prepararsi per la serata che manco Tony Manero aveva febbre il sabato sera. Tutto questo per dire che 1000 anni fa, il 19 giugno 1982, io e Monica si baciamo per la prima volta e poi ci siamo sposati, più di 25 anni fa. Non allo stesso posto, ma nella stessa data. E vi voglio dire una cosa, magari sciocca, ma dal cuore. Grazie a tutti voi, i piscali agli anni '80, grazie per le cazzate fatte, per quelle dette, e vi aspetto una sera di queste alle panchine del bar. Voglio proprio vedere chi arriva a fondo alla pineta dopo mezzanotte.